Si chiude il progetto Ti abbiamo a cuore, un progetto che è stato finanziato e fortemente voluto dal Ministero della Salute e dall'assessorato regionale alla salute, e il progetto è stato affidato alla SEUS, che ha avuto appunto il compito e ha raggiunto l'obiettivo di distribuire 301 defibrillatori in tutta la Sicilia, e oggi, con il piacere di consegnare il defibrillatore alla comunità di Castrofilippo, rientrando questo comune tra i comuni per cui sussistono i presupposti della consegna, in quanto non vi è una postazione ed è una attrezzatura che può essere utilissima per il primo soccorso della comunità. Ringrazio il Presidente Marchetta, ringrazio il 118. Questi progetti che nascono dal Ministero sono dei progetti finalizzati al territorio, specialmente nei piccoli comuni dove non c'è la possibilità di intervenire con una base del 118. Questo grazie e speriamo che questi progetti continuino. Noi siamo sempre pronti ad accogliere tutte queste cose. Come diceva anche il Presidente, faremo dei corsi di formazione per la protezione civile, per gli impiegati comunali e per tutti coloro che potranno intervenire nel momento in cui c'è bisogno.